Saluto e benvenuti alla nostra Vabriguccia. Al programma oggi un nostro telo di lavoro manuali, una piccola lezione di musica con il nostro amico Jean-Paul, a scoperta dell'animalucci di un mondo musicale, senza scordarsi della nostra ragionata con Leandro, a canzone di Uion qua un giorno di Galandria. Santo il nostro Juan Calaro sarà con noi e vi parleremo della particolarità del castagno. Cosa ne sai tu, Francine, del castagno? Come cosa ne so? Eh, Ma sei tu, Juan Calaro? Ma lasciamo correre, ne parleremo a ora da Breborte della nostra Vabriguccia. Eccoci qui nel nostro telo di Gantù. Salute Jean-Paul. Salute. Che piace di ritrovati. Sono contento anch'io di ritrovati. Allora, oggi che canzone hai Ma scelto? va una canzone di un gruppo Avidetta che si chiama Da Rende. Una bellissima canzone, Beh, di bella Assai questa bella. canzone, e dei primi dischetti. i primi dischetti. Allora, io ti propongo di cantare, di lasciare sentire ai nostri telespettatori che ancora io ti devo educare a imparare perché chi dovete cantare con noi a un certo momento, ne? Sei pronto? Andiamo. Sappia oggi quale so e ciò cosa era giurande sarà giù come uabone re di le montagne anche un campagnolo cortese la mia mamma natura, un pastore lui paese, passi d'erba e di natura. Bella sta melodia, che ne dici? Bellissima. Adesso è complicata a lavorare? No, normalmente no, lei già la cantata bene. Diciamo una parte, ma sai che dopo è marigè. Con santo nostro Ancalaro, sai chi è? Ti usanto strasio, come tu dici. Allora, noi continueremo a scoprire la cantare os ritmi e poi dopo vedremo con quello che ne dici. Cosanto, prima mi parlavi di un castagno, sai che oggi è ora di darti qualche spiegazione. ti scordi che so di Vigadia io? E allora? E dove si trova Vigadia? Vigadia si trova in Castagniccia. Ecco, e non ci sono mica banane qua su. Ne manco vraule. Guarda, a Castagniccia di tutto sto rudione, di un paese di Castagna, portava uso nome. Sai, a Castagna su frutto ricco di proteine e poi cascava che di amore, che tutto il mondo va all'allergia al glutine. Che sono dottore. Un dottore. Voltiamo a Castagniccia e a Castagna. Allora, sai quanto ci sono comune in Sapieve? Io so, guarda. Anche io. Ti aiutare a qualcuna. C'è Morosaia, c'è Aborta, c'è Peigroge. Allora, quanto ce n'è? Ce ne sono 43 comuni. E non la sapevi. Contale pure. Di che? Di che? Ma non mi pare mica convinto, mi pare. No, pensavo a... Che? a Castagniccia e a Castagna. Ma dopo tu hai parlato di una malattia. Non ti ho mica parlato di una malattia, ti ho parlato di un'allergia. Un'allergia al glutine. Vedi. C'è tu nome che mi dà una ledia, non so mica se la vera di ridane lui. Allora, diti che il glutine, dunque, ripeto, il glutine francese, è un insieme di proteine che è presente di certe cereali e di certe persone. Un li buoni mica mangiare che li fa male. E in Castagna non c'è glutine. Ecco, ed è per questo che tutto il mondo ne può mangiare senza primurarsi di salute. Sai, in 43 comuni di Castagniccia allora, nessuno mangia glutine. Oh santo, tu hai tutto all'accordo, eh? Ti un piacere. E mo da pianta qui, perché chi mi pia gabo ha giurato di fare qualcosa che è come mangi, vedi? E se tu ci imparavi oggi a fare i tuoi pinuti? E perché mica? Tocca a te. Tobi Pinnudi.
per faudo dopo binnudo ti ci vuole fogli di carta dai segni neri, mine di colore, nera, grigia e bianca, un filo nero, una pistola in colla e il trisore. Piega un foglio nero in mezzo. Qua mina bianca disegna una metà di dopo binnudo e un'altra sotto. Taglia i segni attenti a seguire la dreccia e a mina, non andare al di là. Ora apri ogni pezzo di carta e ecco i nostri doppi binnuti. Taglia una misura di filo nero e appiccicalo con l'incolla annanto ai doppi binnuti. Ora basta appenderli da che li volino in casa. Hai capito? Allora va, tocca a te. Osa, voulemo provare a fare un'altra? Portacandela. Per fare un portacandela ci vuole un portacandela di legno, una pistola in colla, una candeluccia, la sicuretta e una manata di pasta detta orecchiette. Con l'incolla appiccica le orecchiette annanto al portacandela. Da che le formino una spiga di rano. Basta metterne una da ogni parte. Da copre a diagonale di un portacandela. Fa un'altra spigarella accanto al tufone di un portacandela. Intorna un portacandela con la sicuretta e metti la candela in un sottovone. È semplice, no? Allora ora tocca a te. Allora, Santu, t'aspettavamo, dove eri? No, figurati che ero un moatello. Allora, sai, oggi abbiamo una magnifica canzone di un gruppo a Villetta, per una canzone veramente di un principio di questo gruppo che si chiama Da Grande. Allora, forse che ci vorresti cantare una canzone, Dando? Ah, se tu vuoi. Allora, Se ne ricorderà di vecchie. Abbieremo. Prova, chi dobbiamo cantare? C'è anche questa. Soglionti lavora per stringere i fari,
Sottornano i nemighieri, accampano un'arme paesi e città, ma la macchia cresce solidarietà. Accampano un'arme paesi e città, ma la macchia cresce solidarietà. Oh, bella sta canzone di Dumbego che tu ti ne rammenti proprio, Ah, è stata una bella stonda per me. Allora, vi propongo di fare una piccola pausa e di stare assente un altro appassionato di canto, un zidelluccio che si chiama Carlo Andria e che ti ha accompagnato da Usoabu Jean Simon a chitarra e ci regala torna oggi una bellissima canzone. E poi vi invitiamo a voi di noi, cari telespettatori, cari zidellucci, a mandarci una canzone che così anche voi potrete partecipare a Breguccia. Ma nel frattempo stiamo assente a Carlo Andria. Ma c'è corsa di svitata, pian di luto mal destino, da luoga arruinata, t'animina tu lo spino, ma si leva la ciucciata. Ma c'è corsa di svitata, ma si leva la ciucciata. Ma c'è corsa di svitata, lingua corsa di lantighi, dallo frustere incacigata. Luto brano non ha più spighi, latte bocci incamurata, ma li pastori tuoi amici, lingua corsa di lantighi, ma li pastori tuoi amici, lingua corsa di lantighi, popolo corso ad un piatto, camuffare a campare, sia morti condannato, a quali ti puoi fidare, o chi sarà l'utopicato, popolo corso ad un piatto, o chi sarà l'utopicato, popolo corso ad un piatto. Ma ci sei tu l'incarcerato, ma ci sei tu l'umaciadiolo, un asciù popolo ammazzato, lingua e foresta in dolo, ma tu sarai salvato. Ci sei tu l'incarcerato, ma tu sarai salvato. Ci sei tu l'incarcerato, e si leva la ciucciata, e si leva la ciucciata. Ora è giunto il momento da farvi scoprire un animale. Oggi è un porco spino che noi dobbiamo scoprire. Siete pronti, Zide? Andiamo. Odidi. O porco spino é o dertubu maior ruidor do mundo, doba o gastor e o gabiwar.
A pinzi da janti che non giamemo bene, non ta uso corpo e una goa da brudegelo. Alle orte, porco spini si sbarazzano dieso bene, ma un labo non va a ditale. Ma quando un altro animale attacca o porco spino, ebbene si staccano, stando in un corpo di quell'animale. Certe specie s'appicciano proprio all'arbore, qua a goa, e appiccicandosi a anche. Tutti i porcospini nodano benissimo. So erbivori e nu tomboli. Si muovono di notte per più e mangiano piante. Di giorno dormono o si biatano in desodane. Ci aveva già indovinato quanto ne ha appena un porcospino? O manco 30.000. O santo, un puglia ma mantau castagno senza parlare di usinips. Vedi, impieghidono una parola complicata perché non capisca mica. Ma come, non hai mai inteso parlare di usinips? Sa, su disco che rende malati i nostri castagni? Ma prima hai detto i castagni erano un castagniccio. Beh. E ora mi parli di castagni di Sisco. Ne posso che non capisci nulla. Non capisci nulla. Usinips è un cisco che venne da una piccola vespa asiatica che venne in dell'arboro e che gli face danni, non tiene conto nulla. No. E come face? Come face? Bene non ta eso anche. Eso fronte, iso fiore. Bene e gli face una usciga rossa, così maio rossa, che quando s'apre sortano tutti i piccoli vermi e bene non mangiare a bei e nanto e si demora un castagno. No, i castagni. E morano tutti, dai. Disgraziosamente sì. Oh. Ma allora se li sono malati o che li morano, come faccio io a Bulenda? Un so se da giovetto che sai che usinips può tombare fino al 90% di una brucione, ti rendi conto? Oh, ma allora i bruttori di castagni si innamorano anche lì, ma ti va a me? Sono anche lì in pericolo. Povera a noi, dopo più ballotta a mangiare. E allora boh. Mi piace anche a me, sai, in una cazzerola con un pezzo di vino, un lite. Una gampa. E perché fagiole no? Bella rustite. Bella rustite. E tutto questo diventa scarso per via di U? Se tu non hai mica ride nudo, marizzo e ti dico la recchia. Di U. Per via di U? U? Di U. Usinips! Ecco. Susisco che rende malati i castagni. Ecco, e poi dopo noi non mangiamo più né ballotte né fagiole, non facciamo più a Bulenda. Oh santo, se tu capi tu, un pensi che mangiamo. E a salvare il castagno, bocca di lavoro. Vai burro, sai ciò che già io. Aiutiamo a Leandro, nostro amico, per bere la libia di castagno anche a lui. Salute caro Leandruccio, come sei? Vabbè, e tu? Stasera sono contenta di seguire la Fabriguccia e di parlare con te. Anche io. Buona, Leandro, io ti chiamavo per sapere se a te ti piace la castagna. Sicuro, a me mi piace la castagna cruda o cotta, ma mi viene in capo una poesia di Malestralle, a tipo su lei. Aie? Bella sicura, con piacere? A castagna. O ricciolo si è sgrignato, fin due raso d'intera e cubrește la castagna che è buona ancora cuzzighera. Bene ampia la badiola, a castagna rassagliola. Così bella la castagna, crude buone cotta, a chi la rama pilata, a chi la guerra balota, e sempre ampio luga d'agno in corsi da luga stagno. Bravo, ti ringraziamo per questa stonda di poesia, che piacere. Allora, se rivoltiamo la castagna, dimmi appena come ti piace a te di mangiarla? Beh, a me mi piace in fagioli o a ballotte. A me mi piace assai la castagna. In fagiole e in ballotte, penso che tai anche qualcosa facevi. Ecco, qui sono due vondi da mettere in uovo, ma ti campi tu? Tu conosci veramente la roba ona, eh? Ah, e a Bulenda, l'hai già fatta tu? Mica fatta, ma la giudicia mangiata. Penso che anche conosci una canzone non tau castagno. Piace assai a mamma. E a me di no. E a te di no, a giganti a penuccia?
Vabbè. Orchi la giovato a borso così in rado chi m'ha fatto la sentenza e a morte condannato senza tante testimoni né consultalo io rado. Allora, giusto appunto sulla mente, chi conta, chi dia la storia qui? Silagna chi udaiamo per mandarlo all'usina di Tanan perché infatti dice che quando c'era i periodi difficili ha aiutato le famiglie a nourire le famiglie, a fare i mobili o allora a nourire gli animali. Dunque ha aiutato il gorso che manda all'usina per farlo in Tanan, c'est l'année d'Iguë. Ecco, dunque lui è stato sempre presente nella storia, nel periodo di guerra, in due di guerra che hanno nutrito tutte le famiglie, e l'usilania che oggi più non lo guarda e un lampo così a farsi d'aia. È vero che è bella questa storia, è un po' triste, no? Vabbè, caro Leandro, ti è stato dato un piacere di parlare con te. Ti abbraccio di cuore e ti dico a presto. Allez, a presto. Ciao ciao. Amica il tagnevole come mangia frutta e acqua, come te tu stelle sole, chi l'erba l'aria si stracqui e di no per l'istadina fammi tante merendelle per le uale le guline come l'aie i zideli e poi la ven capita chi vinare con me e insieme di la vita ne saremo reginere. Ma hai visto, Jean-Paul, che comunque a melodia ha cambiato, C'è un no? cambiamento 2 volte. Quale ha cambiato? A melodia, dove eri? Te la duetta. So all'attello quella. Allora, tu fa caso e misure do parole. Tu hai persugato quanto a me. Siamo misurati, quindi ne fa. Continuiamo, abbiamo finito di scoprire questa canzone da grande oggi. Si parla Zezum, chi si Ma passa? abbiamo anche aspettato per compiere questa canzone. E noi Si lavoriamo. sempre ridà. Ah, voi lavorate, ecco. Se tu vuoi ora cantiamo insieme, Ah, aspetta. te ti ora me le parole. Ah, Sei pronto? sono pronto. Sappia oggi quale so e ciò cose radio grande se radio come babone re di montagne anche un campagnolo cortese con la mia mamma natura un pastore lui paese passi d'erba e di pianura sola è un baraccone rende quasi come un mondo per nasconda stagione e mio e sieduto in tondo e di nu per l'istadina fammi tante merendelle per le valle e colline come l'aie di zideli. Allora?
Oh, è bellissimo, bellissimo. Magnifica sta canzone, infatti ci siamo campati. Spero che anche voi sta stonda passata con noi è stata un piacere, anche un incanto. Finalmente ci è giunto a cantarla. Chi C'è dice? giunto, c'è giunto. Dai, gira, ma. Sai qui, mi scappo pianto. Ti scappa un pianto, si vede, hai gli occhi lacrimosi, questi, chi luci che è, buona, la nostra fabbricuccia di compia per oggi, per ringraziamo di seguidarci tutti quanti poside, abbracciamo di cuore e ci triga di già l'ora di ritrovarci, ne? Capisco. A bene, un bacione! E a presto.